Terza puntata di Maestri di Sicilia, siamo a Torregrotta dove quest'anno il Torregrotta si è imposto grazie a Giannicola Giunta, un maestro vero e proprio, prima da calciatore e poi da allenatore. Buonasera mister. Buonasera a voi, un maestro no, e poi non è grazie a me, io dico sempre per vincere ci vuole tante cose, ci vuole una società, perché senza società non puoi costruire niente. Io ho avuto la fortuna di avere una grande società, i fatti sono questi, perché quando io sono arrivato qua l'anno scorso c'era un progetto importante per arrivare in promozione. Mister, partiamo dalla fine. Quella promozione, appunto col gioco di parole, in promozione, è arrivata un po' distante da qua perché siete dovuti arrivare fino a Siracusa dopo una stagione lunghissima. Che cosa hai pensato proprio quel giorno, in quella partita così decisiva per te e per lo stesso club? No, io ti dico la verità, durante il campionato le cose non andavano nel verso giusto. Io quando siamo andati a Siracusa io ero così convinto perché in settimana avevo visto i ragazzi motivati e concentrati e poi i fatti hanno dato ragione a noi. Poi la finale è una cosa bella vincere la Coppa, anche perché il Torregrotta non ha mai vinto la Coppa nella storia e la società era così contentissima di vincere anche la Coppa. Il trofeo è stato importante, però secondo te qual è stato il punto che ha cambiato proprio questa stagione in meglio per voi? Ma io come ti ho detto prima, noi intanto abbiamo costruito una squadra per andare in promozione. Durante il campionato abbiamo fatto qualche pareggio in più e le cose non andavano nel verso giusto. La società è stata così brava a non fare mancare niente e giustamente quando abbiamo perso la finalissima per i playoff, l'unico obiettivo era la Coppa. E come ti ho detto poc'anzi, ero così convinto quando siamo andati a Siracusa di passare. Ma voi eravate forse la squadra più forte, attrezzata e anche motivata di quel campionato di prima categoria? Ma ti dico una cosa, e c'era un girone così difficile che c'erano 5-6 squadre che secondo me potevano fare la promozione. Non è un alibi che io mi porto o perché giustamente mi devo giustificare, i fatti sono questi. E adesso che campionato di promozione ti aspetti? Che cosa hai chiesto alla società? Se ci puoi dire anche chi è arrivato, no? In anteprima. Allora, come ti ho detto prima, l'anno scorso l'obiettivo era la promozione, anzi io colgo l'occasione per ringraziare tutti i giocatori che veramente si sono comportati da veri professionisti. Quest'anno la società, dopo la finale, dopo una settimana ci siamo visti, e l'obiettivo della società è valorizzazione dei giovani, anche perché la società ha un buon settore giovanile e è giusto far crescere i ragazzi. Prima abbiamo detto che di campionati forse ne 24, 5, ci stiamo perdendo un po', ma il sesto campionato vinto può arrivare quest'anno secondo No, te? noi quest'anno, come ti ho detto prima, l'obiettivo è far crescere i ragazzi del settore giovanile, perché il Torregrotta ha un buon settore giovanile. L'anno scorso ho fatto esordire qualche 2008, in campionato ho fatto giocare Morabito 2008, in Coppa ho fatto esordire 4 2008 a Santa Lucia del Mela contro il Melas. Quali saranno i programmi del Torregrotta quando vi rivedrete? Insomma, che cosa ti aspetti nel primo momento dai tuoi giocatori? Allora, noi abbiamo fatto la riunione con i giocatori, quelli vecchi e quelli nuovi. Ti posso annunciare che abbiamo preso Leo, difensore centrale, un giocatore che 10 anni fa era qua con me, uno di esperienza per aiutare i ragazzi a crescere. Abbiamo riconfermato davanti Rasà, abbiamo riconfermato Antonio Isgro, abbiamo riconfermato Giovanni Giordano, Mario Battaglia e Ferlazio e più il portiere La Rosa 2004 che l'anno scorso era con noi.
E gli altri che abbiamo preso, posso dire che abbiamo preso perché già hanno firmato, 2004 Spadaro, che era con me a Valle del Mela, che l'anno scorso era a Monforte. Abbiamo preso Campanella 2005 il portiere, abbiamo preso Cannistrà 2005 l'attaccante che l'anno scorso era a Monforte, che 2 anni fa era con l'Igea. Abbiamo preso Viscuso della Messana. Insomma, non vorrei dimenticare qualcuno. Abbiamo preso Arrigò 2004, ex Valle del Mela, ex Monforte. Hai visto? Abbiamo una squadra tutte giovani, insieme con i ragazzi, come dicevo prima, del settore giovanile 2006, 2007 e 2008. Ma com'è che Giannicola Giunta più passano gli anni più migliora e si conferma come uno dei tecnici più importanti? Qual è il segreto? Io ho avuto la fortuna sempre di avere una società. Mi riferisco quando ero a Giammoro, che aveva una società, a Rometta aveva una società, Torre Grotta grande società, perché la società è la base. Se tu non hai la base, l'allenatore non può fare mai bene. Poi ci vuole quel pizzico di fortuna, il lavoro è importante, trovare pure i giocatori che capiscono quello che tu chiedi, è tutto. Mister, però anche con i giocatori, se se ne parla comunque, se si fa il tuo nome, se si ripensa anche ai momenti in cui li hai allenati, quasi nessuno parla male di te. Ma com'è possibile tutto questo? Perché li porto al bar, poi la sera andiamo a cena. No, è una bella cosa, perché quando, come dici tu, che tutti ne parlano bene, vuol dire che il lavoro che fai tu è un lavoro che per loro è una grande soddisfazione. Oggi non è facile anche fare l'allenatore, più rispetto a quando hai iniziato tu, forse è più difficile, no? Ma qual è il segreto per mantenersi, per restare sempre al passo in un calcio sempre più complesso, anche più difficile da sostenere, soprattutto per le società? Io ti dico, fare allenatore è difficile perché tu combatti con 20 teste. Ognuno di loro giustamente hanno il loro carattere. Tu devi trovare sempre l'equilibrio, devi mantenere sempre l'equilibrio sia dentro lo spogliatoio sia nel campo. Oggi qual è l'obiettivo, il sogno di Giannicola Giunta, arrivato proprio nella fase forse più matura della sua carriera? Ma il mio sogno è continuare a trovare società importanti come Torre Grotta, e deve essere un divertimento, non deve essere un peso. Nel momento che io vado al campo e divento un peso, Giannicola Giunta si riposa.